Al via la prima edizione di Selva in Festa, una manifestazione che avrà luogo dal 1° al 7 agosto nella cornice del centro commerciale La Selva. I dettagli di tutti gli eventi che si susseguiranno nella prima settimana d'agosto sono stati illustrati in una conferenza stampa tenutasi in mattinata nella città volsca. Presenti, oltre agli organizzatori, il presidente del centro commerciale, dottor Polito. Il centro commerciale La Selva sta ospitando questa manifestazione, come d'altra parte ne ha ospitate in passato, e questa voluta fortemente dal sottoscritto sono sicuro che supererà tutte le aspettative. C'è il Michelino D'Angelo, che ormai risaputo un grande maestro di queste organizzazioni, quindi giochiamo sul sicuro. Sarà un momento di aggregazione, sarà un momento di divertimento per tutti e sicuramente poi è un momento per rilanciare il nostro territorio, che ha bisogno veramente di tutti questi piccoli tasselletti per creare una microeconomia indispensabile. È la prima edizione e speriamo che ce ne saranno tante altre a seguire. Altre sorprese saranno rese note in una successiva conferenza stampa, ma gli organizzatori promettono già un grande successo. Sarà una manifestazione alla portata di tutti, sia i bambini con le famiglie, da genitore, da padre di famiglia so quello che vuol dire uscire con una famiglia dove ci sia l'intrattenimento sia per l'adulto ma anche per i bambini che hanno tanta energia da dare, da sfogare, ma anche per i più giovani. Nel cast artistico c'è un po' di tutto, sia di intrattenimento dove le persone sono il divertimento stesso e sia c'è il grande artista che poi da palco, da spettacolo, che poi vi sveleremo nei prossimi giorni. Sarà una manifestazione che noi l'abbiamo puntata molto modello villaggio vacanze, dove le persone si sentiranno libere di divertirsi, quasi come se fossero al mare o proprio in un vero villaggio vacanze. Ci divertiremo un mondo, vi aspettiamo. Un'iniziativa che dunque pensa ai giovani e alle famiglie, ma che non dimentica le tradizioni del nostro territorio e si prepara ad accogliere nel migliore dei modi i tanti turisti e nativi sorani che arriveranno presto in estate. Il territorio è stato smantellato e alcune tradizioni, con l'avvento della digitalizzazione, con i progressi della quella che è tutto ciò che intorno all'elettronica, ci ha tolto di mezzo quelle piccole cose che si facevano tanto tempo fa, che sono di carattere proprio sociali, quelle dove effettivamente si vedeva il connubio tra famiglie e famiglie, tra figli e figli, tra tutto l'apparato che compone una zona eppure una città. Il tessuto sociale è stato smembrato. Allora noi che facciamo? Vogliamo riportare su queste piccole tradizioni che secondo me non bisogna abbandonarle, perché noi abbiamo delle radici e le quali radici le dobbiamo tenerle sempre di conto e pronte a farle conoscere. Io ho avuto tanto applauso da gente che sta in America e in Francia, perché loro ritengono molto bello risentirsi del paese di origine, e quando noi facciamo queste cose e mandiamo degli annunci, delle pubblicità, loro sono ghiotti di sentire, di sapere, e semmai riescono anche a partecipare.